Siamo a Revine Lago, al confine però con Vittorio Veneto. Ci troviamo sul Col della Spina e qui sorge l'antica chiesa di San Marco. Il restauro della chiesa di San Marco ha portato alla luce un'iscrizione sul fondo dell'abside che interrompe il percorso della cornice su cui si imposta la volta. Vi si legge la data 1760. Questa è la data in cui la chiesa venne completata. Sappiamo che l'inizio dei lavori risale al 1755, quindi 5 anni prima, quando la parrocchia chiese in permuta alla Regola di Revine, che amministrava i beni comuni, questo spazio sul Col della Spina in cambio di un altro terreno. L'idea era di costruire qui proprio un oratorio che fosse il punto d'arrivo per le erogazioni. Un'altra vicenda rilevante per la storia dell'edificio risale al 30 ottobre 1918. Siamo nelle ultime ore della battaglia di Vittorio Veneto e qui, in questo terreno, intorno a questa chiesa, si svolse una battaglia tra i bersaglieri italiani e le retrovie austro-ungariche che cercavano la fuga verso la Val Pisina e verso il passo di San Boldo. La chiesa fu colpita da una granata austriaca. Non venne distrutta, ma i danni furono ingenti, tanto che si dovette poi attuare un restauro importante. Questa vicenda bellica si è resa presente anche in queste fasi del restauro, perché qui è stato trovato un ordigno inesploso che ha richiesto cautela e grande attenzione per essere rimosso. I danni del 1918 furono sanati nel 1924 ed è con quell'aspetto che noi adesso la rivediamo. L'edificio si compone di un'aula unica con abside poligonale e si caratterizza per un bel campaniletto a vela. Il timpano è segnato da modanature centrato da un ocolo, mentre il resto della facciata si caratterizza per il bel portale in pietra, per le 2 finestre che lo affiancano e per una piccola finestra termale. La facciata è intonacata, liscia, segno del rifacimento del 1924, sul fianco destro sono segnati dei conci. Sulla facciata è presente uno stemma nobiliare, è quello della famiglia Crucis. Non è un oggetto pertinente a questa chiesa, è un recupero. Proviene da una cappella scomparsa che sorgeva qui vicino, dedicata a San Giovanni Nepomuceno. Prima del restauro, questo interno si caratterizzava per la presenza di una decorazione molto impattante, un azzurro profondo con stelline in porporina che decorava l'abside. Si trattava di un intervento del 1924 che è stato rimosso. Abbiamo così recuperato questa finitura a marmorino bianco, un'eleganza molto discreta che non stona con una finitura del tetto molto diversa, fatta di 3 capriate e di tavelle. Un mondo rustico che si combina con un tono molto più elegante. Gli altri elementi architettonici di questo interno sono una cornice marcapiano, l'arcone del presbiterio con chiave di volta e i 2 capitelli d'imposta. L'intervento di restauro ha portato alla luce le poche decorazioni presenti in questa chiesa, le croci di consacrazione e poi 2 finestre termali che simulano delle aperture con vetri a rullo molto eleganti e che si corrispondono con quelle reali che sono sulla parete opposta. Delle aperture termali che sono sufficienti per rendere la luce calda all'interno di questo spazio. Gli arredi di questo interno sono essenziali. Abbiamo un altare con la mensa in muratura dalla forma sagomata e poi una pala che lo sovrasta. Si tratta dell'opera del pittore revinese Giovanni Chiarella, un autore di cui non abbiamo molte notizie. Sappiamo che, come tanti altri revinesi, è immigrato in America negli anni 20 per poi ritornare a seguito della crisi del 1929. È in questo periodo, nella prima metà degli anni 30, che il parroco di allora gli commissionò alcune opere per sostenerlo anche, tra cui questa con l'immagine di San Marco. Quello che riconosciamo è la matrice di questo dipinto. Si tratta di un'opera michelangiolesca realizzata da Fra Bartolomeo nel 1515 e riproposta da Mattias Kremsel nel 1703 per la quadreria che Don Giovanni Domenico Cumano ha costituito nel santuario di San Francesco di Paola.
con l'evidente intento di rafforzare il legame tra l'oratorio campestre di San Marco e quell'importante luogo di culto, un'occasione per ricordare che è nella seconda metà del Settecento che Revine si arricchisce di entrambi i luoghi di culto. L'oratorio campestre di San Marco, al di là del suo valore architettonico e del luogo che lo ospita, che sono già di per sé degli elementi che meritano la valorizzazione e la conservazione di questo luogo, fa anche memoria di un'antica tradizione religiosa, fa memoria delle erogazioni. Nel mondo romano, nel mese di aprile, si svolgevano dei riti dedicati a Cerere, la dea delle messi. Nel IV secolo fu Papa Liberio che diffuse la pratica delle erogazioni. Poi Gregorio Magno nel VI secolo cristianizzò definitivamente questo rito, ufficialmente poi introdotto nell'816 da Papa Leone III, il Papa che ricordiamo per l'incoronazione di Carlo Magno. Le erogazioni sono suppliche per la fecondità della terra e l'abbondanza dei raccolti. Il verbo rogare significa chiedere, pregare per ottenere una benedizione, una protezione. A peste, fame et bello, libera nos Domine. Liberaci, Signore, dalla peste, dalla fame e dalla guerra. Questa è solo una delle invocazioni che venivano recitate durante le erogazioni, ma certo una delle più conosciute per la completezza dell'affidarsi a Dio per essere preservati da 3 incredibili flagelli. Ma le richieste comprendevano la protezione dalla siccità, dalla grandine, dai fulmini, dagli insetti, dal terremoto e dalla morte improvvisa. Le erogazioni minori si svolgevano nei 3 giorni che precedevano la festa dell'Ascensione, che originariamente cadeva di giovedì a data mobile. Le erogazioni maggiori avevano invece una data fissa, il 25 aprile, festa di San Marco. All'alba i fedeli si radunavano presso la parrocchiale e si incamminavano seguendo il sacerdote in paramenti viola, segno di penitenza. In processione, recitando preghiere e le litanie dei santi, raggiungevano il Col della Spina e appunto la chiesetta di San Marco, dove il sacerdote avrebbe benedetto i terreni aspergendoli con l'acqua santa in direzione dei 4 punti cardinali. Sarebbe poi seguita la messa. Questa pratica, revisionata nel 1984 da Papa Giovanni Paolo II, si è conservata come benedizione del creato. La chiesetta di San Marco è custode della memoria di questa ritualità ed è significativo che essa venga valorizzata da una comunità che ha un particolare legame con i riti religiosi. Revine è famosa ben oltre i confini diocesani o della provincia di Treviso perché dal 1934, senza interruzioni, per le sue strade viene rappresentato il presepe vivente e dal 1929, seppur con alcune interruzioni, anche la Passione di Cristo. 2 momenti che richiamano numerosissimi visitatori e aggregano i revinesi, dove giovani e meno giovani, figuranti e operatori dietro le quinte, lavorano insieme per settimane. In un'epoca in cui la comunicazione percorre altre strade, in cui i film ci hanno raccontato questi importanti brani del Vangelo, Revine testimonia che una narrazione teatrale sincera, ambientata tra le vie e i luoghi sacri di questo borgo, resta efficace, coinvolge, aiuta la meditazione, annuncia la festa. Nel territorio della diocesi di Vittorio Veneto le chiese sono davvero numerose, diverse per origine, datazione, dimensioni, collocazione. Ma ogni segno del sacro ha una sua ragione per essere conosciuto e racconta anche la storia dello spazio che lo ha accolto e della comunità che lo ha voluto. È questa una delle ragioni profonde che ha spinto la parrocchia di Revine ad impegnarsi nel recupero della chiesetta di San Marco, trovando professionisti, collaboratori e sostenitori competenti e disponibili. La chiesa di San Marco sorge sul Col della Spina e il toponimo evoca uno spazio strappato faticosamente ai rovi per essere coltivato. Un fazzoletto di terra, certo, ma assolato e certamente prezioso. Nel 1532 questo luogo era chiamato il Campo della Spina.
Siamo in un privilegiato punto panoramico a 260 metri sul livello del mare. Da qui lo sguardo si distende ad abbracciare la mole del Pizzoc con i suoi 1565 metri d'altitudine. Ne possiamo seguire i fianchi verso est e verso nord, risalendo così la Val Apisina. Verso sud lo sguardo abbraccia le colline moreniche di Tarzo e del Vittoriese, ma è verso ovest che l'orizzonte diventa ampio, comprende l'intera Valsana. Si nota il rilievo di Gai, dove l'antica lingua glaciale si è fermata, creando con il suo peso la depressione che ospita i laghi di Revinelago e Tarzo. Stiamo ammirando un territorio dall'orografia davvero unica che nel 2019 si è meritato il riconoscimento UNESCO di Patrimonio dell'Umanità. A ridosso del Col della Spina, oggi corre il confine tra il comune di Vittorio Veneto e quello di Revinelago, che con una retta risale poi il fianco del Visentin e verso sud quello della Biscosta e del Monte Baldo. Da qui passa anche l'antica Via Maestra. Fino al 1830 questo era il percorso che, svolgendosi sul fianco della montagna, collegava Longhere ai paesi della vallata. La sua attuale valorizzazione risponde al desiderio dei tanti che cercano percorsi antichi per muoversi in natura, poggiando i propri passi dove per secoli li hanno calcati commercianti, pellegrini e viandanti. Sul Col della Spina sorgeva una delle 3 fortificazioni di Revine. In alto c'era il Castello Maggiore, più in basso quello di Montefrascone e in questo rilievo quello del Magnader. Non a caso qui, il 30 ottobre 1918, avvenne uno degli ultimi scontri della Grande Guerra, che hanno portato alla definitiva chiusura del fronte italo-austriaco e, 12 giorni dopo, alla conclusione della Prima Guerra Mondiale. Siamo nelle ultime fasi della battaglia di Vittorio Veneto. L'11° battaglione dei bersaglieri ciclisti, passato il Piave, si dirige verso la vallata per intercettare quel che resta della 6ª armata austro-ungarica in ritirata verso il Fadalto e il San Boldo. E sul Col della Spina avvenne uno scontro che costò la vita al capitano Costanzo Colombino e al sergente Gaetano Reggiani. Per una pallottola vagante morirà anche uno sfortunato abitante di questo borgo che, affetto da sordità, era uscito di casa senza aver capito che c'era uno scontro in atto. Raggiungere il Col della Spina, prendersi un attimo per sostare qui davanti a questa chiesetta, godere di questi momenti di tranquillità, questo è l'obiettivo che possiamo darci per raggiungere questo luogo, che però è anche un'occasione preziosa per ricordare questi momenti della nostra storia. I segni del sacro si dispongono a campire gli spazi dove l'uomo vive e a segnare i confini, reali o visuali, del proprio territorio. Ne risulta una stratificazione di questi segni del sacro, che sono segni dell'uomo. Qui a Revine troviamo la chiesa parrocchiale, un santuario di antica devozione, l'oratorio campestre di San Marco, una chiesetta di recente edificazione. Ma poi ecco i crocifissi che segnavano gli incroci in campagna e in montagna, laddove per colpa del demonio ci si poteva perdere. Poi gli innumerevoli capitelli che scorgiamo lungo le suggestive strade lastricate del borgo, fino alle croci sulle cime della montagna, a segnare obiettivi da raggiungere o confini da precisare. Tanti segni così stratificati e conviventi sono testimonianza di una lunga storia. Già la dedicazione della chiesa parrocchiale a San Matteo, uno degli evangelisti, è indicazione dell'antichità della sua fondazione che si perde nelle pieghe dell'Alto Medioevo, ipotizzandone l'esistenza fin dal VII-VIII secolo, quale espansione dalla pieve serravallese di Sant'Andrea di Bigonzo. La sua storia documentata si avvia dal 300 e con lo scorrere dei secoli diviene sempre più precisata e descritta, sia dal punto di vista della vita religiosa che architettonica. Ricordiamo che nel 1537 diventa parrocchia, emancipandosi dall'antica chiesa matrice, e che numerose sono le tappe della sua edificazione, conclusasi nel 1954. Esiste anche un edificio di culto molto recente, voluto dalla comunità. Si tratta della chiesetta della Madonna della Neve, eretta in località Lama delle Crode. Sorge a 650 metri sul livello del mare sopra l'abitato di Revine.
Venne consacrata nel 1981 e ricorda la miracolosa nevicata avvenuta sull'Esquilino alla metà del IV secolo, da cui prese vita l'edificazione della Basilica romana di Santa Maria Maggiore. A Revine è presente un altro particolarissimo luogo di culto, il santuario di San Francesco di Paola, che sorge sul Col Silver, alle pendici del Monte Frascone. Se osserviamo la sua posizione, lo riconosciamo come parte di un sistema di 3 santuari. Da est a ovest incontriamo il santuario di Sant'Augusta, questo di Revine, e quello più occidentale della Madonna del Carmine a Miane. Segni imprescindibili per la storia religiosa del territorio, evidenti punti di riferimento geografico che hanno sostituito antichi fortilizi che punteggiavano i fianchi della montagna. La costruzione di questo luogo di culto si deve a Don Giovanni Domenico Cumano, che fu parroco di Revine tra il 1676 e il 1719 e che ha lasciato un minuzioso resoconto dell'edificazione di questa cappella privata, della storia degli arredi, delle decorazioni della chiesa e dell'appartamento annesso, la sua residenza. Un'impresa che lo ha impegnato dal 1677 al 1702, occupandosi nel frattempo di lavori anche nella chiesa parrocchiale, per poi istituire una confraternita dedicata al santo calabrese Francesco di Paola, fondatore dell'Ordine dei Minimi. Il santuario si raggiunge grazie ad un percorso acciottolato a zigzag, originariamente punteggiato da 6 cappelle, che con la chiesa facevano memoria delle 7 chiese di Roma. Negli anni 30 dell'Ottocento sono state poi aggiunte altre edicole a comporre il tradizionale percorso della Via Crucis. Raggiungere il santuario è vivere l'esperienza dell'ascendere, di salire verso il sacro, ma oggi è anche un'occasione imperdibile per prendere gradualmente visione di questo straordinario territorio, la cui storia è antichissima. Caratterizzata da un ambiente palustre e di torbiere, vanta ritrovamenti di tronchi fossili di 15.000 anni fa e un villaggio palafitticolo del Neolitico, databile tra 6.000 e 3.500 anni fa, oggi ricostruito come parco archeologico didattico Il Livelet. Ma è l'intero borgo a conservare un sapore d'antichità. Le ripide stradine sono lastricate con ciottoli e con pietraspacco del Bisentin. Le abitazioni sono raccolte in cortili, hanno facciate caratterizzate dal piol, il ballatoio in legno con scala esterna, spazi importanti a supporto dell'agricoltura di sussistenza di queste terre, dove ad esempio si essiccavano le pannocchie. Il sagrato della chiesa, il Col della Spina, i cortili, la riva del lago, ecco i luoghi dove si svolgeva la vita di un tempo. Su tutti va ricordato l'ottocentesco lavatoio delle Lame. Una tettoia sostenuta frontalmente da colonne protegge la lunga fontana. All'esterno una grande vasca ovoidale realizzata nel 1892 è adatta per fare il bucato. Questo era un vero privilegio per le donne di Revine che non dovevano recarsi sulle sponde, a volte fangose, del lago per lavare i panni. Una struttura rustica che non manca però di eleganza, realizzata con la pietra bianca locale, tale da inserirsi perfettamente nel paesaggio. Un luogo di lavoro, di freddo e di geloni alle mani, ma anche un luogo imprescindibile della socialità femminile, dove recarsi per sapere e far sapere, caratterizzato da un suo paesaggio sonoro. Rumori di secchi che si riempiono, ma poi chiacchiere, risate squillanti, canti per accompagnare ritmicamente lo sciabordio e lo sbattere dei panni.